Buongiorno a tutti, un caro saluto da Stefania Della Tomasa e benvenuti alla quinta giornata della quinta edizione di Educhiamoci, una giornata ancora più intensa perché abbiamo una consapevolezza nuova che sta per concludersi questo festival dedicato all'educazione qui da Vittorio Veneto e un po' ci dispiace, sono state giornate davvero molto particolari, belle, giornate di approfondimento, di confronto, di riflessione ed è per questo che noi ancora oggi vogliamo invogliarvi a seguire i 3 appuntamenti, quello del mattino dedicato ai giovani, agli studenti, quello del pomeriggio dedicato alla formazione e quello della sera aperto a tutti i cittadini. E di che cosa parleremo oggi? Come avete potuto notare, ogni giornata ha avuto un suo iperfocus, quindi abbiamo iniziato con tecnologie, poi violenza di genere e poi il terzo giorno abbiamo parlato di individualità, ieri di culture, oggi di generazioni, quindi le generazioni a confronto. E che cos'è Educhiamoci quindi? È un festival straordinario che qui si svolge ormai da 5 edizioni a Vittorio Veneto, noi siamo in diretta dall'aula magna della scuola secondaria di primo grado ed è ogni volta un'occasione per approfondire temi che ci riguardano, che riguardano la quotidianità. Oggi per parlare di generazioni lo faremo con la professoressa Eleonora Belloni che è psicologa e psicoterapeuta. Grazie. Buongiorno. I ragazzi che vedete inquadrati sono gli studenti della terza F del liceo artistico Munari di Vittorio Veneto e sarà un piacere anche sentirvi cosa ne pensate, se avete riflessioni da fare, domande alla nostra ospite. E poi abbiamo anche la possibilità di comunicare con voi attraverso il nostro numero WhatsApp che è il 348 78 36 815, ripeto 349 78 36 815, perciò inviateci un vostro messaggio WhatsApp e noi lo leggeremo alla professoressa e anche questo sarà un'occasione di confronto e di dialogo. Inoltre vorrei lasciarvi il nostro QR code fondamentale per avere un vostro feedback immediato e aiutarci a migliorare e a crescere attraverso le vostre riflessioni. Vorrei inoltre ringraziare azienda ULS 2 Marca Trevigiana e conferenza dei sindaci dell'ULS 2 per aver offerto il patrocinio e la collaborazione dell'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto 1 Lorenzo da Ponte, Dipartimento FISPA dell'Università di Padova, Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia, Psicologia Applicata, Centro Veneto Progetti Donna, CAV Centro Antiviolenza Vittorio Veneto, Fondazione Giacomo Matteotti. Con il supporto dell'Associazione di Mutuo Soccorso Noi per Noi, Banca di Credito Cooperativo Prealpi San Biagio, ideazione grafica e coordinamento a cura di Palcom. Vi invito inoltre a seguire tutti i nostri canali social, sia Facebook, attraverso il quale siamo in diretta, nonché il canale YouTube Comune Vittorio Veneto, ma anche Instagram, LinkedIn, quindi seguiteci numerosi e condividete anche i nostri contenuti. Prima di entrare nell'argomento in modo approfondito, così come è giusto che sia in questa giornata intensa, come dicevamo, vorrei anche ringraziare il comitato scientifico e quindi ringrazio il professor Cosimo Marco Scarcelli che ha presieduto la commissione scientifica nominando i relatori che si sono succeduti nel corso di questa settimana. E poi vorrei ringraziare anche la dirigente scolastica Rachele Ciccarelli e vorrei anche ringraziare l'assessorato alle politiche scolastiche e alla cultura e quindi l'assessore Enrico Padoan. Ovviamente ringrazio anche e saluto la sindaca Mirella Bagliana. Mi sembra una giornata anche necessaria di saluti ed è per questo che ora siamo pronti per entrare nel vivo del nostro argomento, generazioni. Quindi
parliamo di invecchiamento, come sia possibile invecchiare in modo graduale, lento e consapevole. Professoressa, intanto però mi sembra giusto anche dover dire qualche parola in più che la riguarda, e quindi vorrei dire al nostro pubblico che ci segue che la professoressa Eleonora Belloni è psicologa e psicoterapeuta, è dottore di ricerca in scienze sociali presso l'Università di Padova. Attualmente lavora come libera professionista e presso alcuni centri di servizi per anziani in Veneto. Dal 2011 si occupa di invecchiamento e demenze, collaborando con gruppi di ricerca in Italia e all'estero. Ha condotto gruppi di stimolazione cognitiva e sociale con persone malate di demenza. Recentemente ha sviluppato una ricerca sulla relazione di cura nelle demenze. Questo studio, inoltre, lo ritroviamo anche nel suo libro Alzheimer, badanti, caregiver e altre creature leggendarie, Pensiero Scientifico, editore. Come mai intanto la sua attitudine a occuparsi di questa fase dell'età? Grazie intanto e buongiorno a tutti. Come tante volte accade quando ci si interessa di un argomento di ricerca, si parte da un interesse personale. Io quando studiavo all'Università di Padova, ormai un po' di anni fa, ero interessata ad approfondire un'area che conoscevo poco, perché non ho avuto la fortuna di conoscere i miei nonni, quindi per me l'invecchiamento era, come dire, un'area molto sì, proprio inesplorata, e quindi ho iniziato proprio facendo i primi tirocini in una residenza per anziani, e da lì mi sono appassionata perché ho scoperto che c'è un mondo proprio da scoprire, e l'invecchiamento è veramente un universo molto sfaccettato, quindi vorrei provare oggi come dire, a lasciarvi un po' di questo interesse e a farvi conoscere almeno una piccola parte, perché potremmo stare qui tre giorni probabilmente a parlare di questi temi. E quindi posso inviare le slide? Eccoci qua. Inizio con una immagine che forse riconoscerete, che descrive un po' come mi sono sentita quando mi hanno proposto di venire qui a raccontare a dei giovani di invecchiamento. Mi sono sentita un po' Tom Cruise in Mission Impossible, perché partivo un po' dall'anticipazione che fosse un tema che ai giovani non interessa, e quindi dicevo: ma come posso non farli addormentare per un'ora? E anche perché anch'io avevo dei pregiudizi, no? Che ai giovani non interessasse questo tema, quindi anche un po' per vedere chi avevo di fronte, ho lanciato un sondaggio che alcune classi hanno compilato gentilmente, in cui facevo alcune domande. Queste sono alcune delle domande che ponevo, per conoscere e comprendere un po' meglio quali erano i significati che i ragazzi e le ragazze che andavo poi oggi a conoscere attribuivano all'invecchiare, e anche quali esperienze avevano con le persone anziane, perché appunto io sono cresciuta senza nonni, però chissà, anche no? io. Ecco, e quindi mi sono sentita... E anche molti ragazzi, prima di andare in onda abbiamo chiesto se avessero i nonni, molti non li hanno conosciuti, quindi è un privilegio che non tutti abbiamo. Certo, è qualcosa che non è assolutamente scontato. E quindi poi in realtà le risposte che ho ottenuto sono state molto interessanti, inaspettate, sono rimasta sorpresa positivamente, devo dire, e quindi nel corso della presentazione mi piacerebbe anche un po' darvi qualche spunto di questo lavoro. Quindi intanto contestualizziamo di cosa stiamo parlando. Il titolo, no, di questa presentazione è La rivoluzione silenziosa. Ho ripreso le parole di Kofi Annan, l'allora segretario delle Nazioni Unite nel 2002. Lui parla di rivoluzione silenziosa per descrivere il progressivo e inarrestabile invecchiamento della popolazione mondiale, ok? Quindi è un processo che interessa tutti a livello mondiale. Questo perché stiamo assistendo a questo invecchiamento della popolazione? Perché i progressi della medicina ci fanno vivere più a lungo, e le nascite, soprattutto in Occidente, sono sempre meno. Quindi la popolazione diventa un po' sbilanciata, ci sono più persone anziane
e meno giovanissimi. In Italia poi abbiamo il primato, siamo sul podio perché siamo il secondo paese al mondo dopo il Giappone per popolazione anziana. Parliamo del 24,7% di tutta la popolazione italiana è over 65enne, quindi quasi un quarto, non è poco. E quindi come si traduce questa cosa? Che la piramide della popolazione, no? Che prima a metà secolo scorso era proprio a forma di piramide, quindi tanti giovani e poi più si riducevano le persone anziane, adesso sta assumendo una forma un po' diciamo a cipolla, possiamo dire, per cui gli over cinquantenni sono sempre di più e meno i giovanissimi. Questo chiaramente porta a cambiamenti sociali molto importanti e anche ci obbliga a ripensare certe politiche a livello socio-economico e sanitario. Come vengono visti però gli anziani nella società? No? Perché poi dipende molto da cultura a cultura e le idee che abbiamo noi degli anziani poi si traducono in atteggiamenti e comportamenti diversi. Qui ho portato alcuni esempi di culture age friendly, quindi amiche delle persone con demenza. Abbiamo diciamo il primato delle culture orientali, la Cina e il Giappone venerano moltissimo gli anziani, addirittura in Giappone c'è questa festa nazionale, Keiro no Hi si chiama, che è un po' più della festa dei nonni, perché proprio è una festività, non si lavora, non si va a scuola e si venerano gli anziani. Questa è stata istituita dagli anni 60 e è stata messa come terzo lunedì del mese di settembre proprio per permettere alle persone di andare a far visita nel weekend alle persone anziane e prolungare la visita. Noi in Italia abbiamo il 2 ottobre la festa dei nonni, esatto, no? Esatto, che però non è ancora festa nazionale, quindi noi speriamo di farla diventare tale. Poi abbiamo anche in India, ad esempio, c'è la consuetudine di inginocchiarsi di fronte alle persone anziane per dimostrare rispetto, e nei paesi a maggioranza musulmana la cura delle persone anziane è vista come un privilegio, come qualcosa di importante. Cosa accade invece nel nostro paese? Diciamo che è cambiato molto l'approccio all'invecchiamento perché le mutazioni sociali le abbiamo anche viste con la piramide demografica, sono molto importanti. Per cui se a inizio secolo scorso l'anziano comunque era una persona o comunque una figura molto rilevante nella società, nella comunità e nella famiglia. Le famiglie erano allargate, erano molto numerose, si viveva tutti assieme. Gli anziani venivano assistiti a casa proprio perché anche le famiglie se lo potevano permettere ed era distribuita, no, la cura delle persone anziane. Morivano a casa le persone anziane e venivano proprio accompagnate fino alla fine. Adesso assistiamo in una società molto più frenetica in cui le famiglie sono cambiate perché sono molto più piccole, spesso i figli vivono lontani, c'è una maggiore occupazione femminile, quindi non è raro che l'anziano sia solo o comunque abbia una rete sociale molto più ristretta e in una società comunque molto orientata alla performance. Nel momento in cui non sei più, come dire, non produci più, è facile essere un po' relegato, ok, dalla società. Per non parlare di quando magari l'invecchiamento porta con sé una disabilità o una perdita di autosufficienza, per cui allora lì è visto a volte anche come un peso addirittura. E quindi assistiamo a delle manifestazioni di ageism, che è un termine inglese che descrive tutte quelle forme di stigmatizzazione, rifiuto delle persone sulla base della loro età. L'ageism è qualcosa che colpisce e può colpire tutti, ok? A volte anche i giovani, quando ad esempio, non so, escludono i giovani da certe scelte perché li considerano troppo ingenui o troppo piccoli o non adatti a certi lavori perché sono troppo piccoli. Questa è una forma di ageism. Sicuramente
nella nostra società colpisce moltissimo gli anziani, e comunque oggi parleremo di questo, e quindi di tutti gli stereotipi, ok, che girano, che sono anche sostenuti a livello culturale, stereotipi negativi nei confronti della terza e quarta età. Quindi, ad esempio, faccio alcuni esempi semplici: pensare che tutte le persone anziane sono rallentate, hanno problemi di memoria, pensare che tutti gli anziani sono fuori dal mondo, non sanno utilizzare la tecnologia, sono disinteressati ai giovani, e quant'altro. Le sfumature sono moltissime, anche non hanno interessi sessuali, e se li hanno sono dei depravati, ok? Sono tutti stereotipi che circolano intorno alle persone anziane e che chiaramente rischiano di isolarle ancora di più, e il rischio anche qual è? Che venga interiorizzato lo stereotipo, per cui la stessa persona anziana pensa, ad esempio, di essere inutile, di non essere ben voluto, e quindi, come una profezia che si autoavvera, si emargina lui per primo, andando poi a creare quel divario che chiaramente porta a maggiore solitudine. E quali sono le origini dell'ageism? Diciamo che le radici sono profonde, perché già Publio Terenzio parlava di invecchiamento dicendo senectus ipsa est morbus, quindi l'invecchiamento, la vecchiaia è essa stessa una malattia, quindi qualcosa da estirpare, evitare, rifuggire, quindi come qualcosa di molto negativo. Professoressa, forse è quando poi, tra l'altro, l'età media era molto più bassa, Certo. 40 anni, non arrivavano a 40 anni. Vero? Assolutamente, sì. E quindi chiaramente poi sono, come dire, concezioni che si tramandano poi nelle generazioni, e questa idea di ageism è anche sostenuta da alcune delle prime teorie sull'invecchiamento. Ne cito un paio per farvi un'idea. C'è la teoria del massimo potenziale, o metafora della collina, Seneca Cliff, insomma ha vari nomi, che descriveva l'invecchiamento come e la vita, diciamo, come una graduale sviluppo di competenze, di capacità fino ai 25-26 anni, quindi ci siete vicini, dopodiché c'era un drastico calo, ok? Come se l'età adulta portasse con sé un drastico cambiamento in negativo delle capacità, ok? Quindi invecchiamento come caduta, come regressione. Oppure la teoria del disimpegno, che negli anni 60 sosteneva l'idea che gli anziani di per sé inevitabilmente tendevano ad isolarsi, a tirarsi fuori dalla società, a ridurre le proprie relazioni, e quindi chiaramente erano poco stimolati, perché si dava per scontato che questa fosse, come dire, una normale traiettoria dell'invecchiamento. In realtà ci sono state tantissime disconferme empiriche, perché c'è chi intanto si disimpegna molto prima dei 60 anni, e anche vediamo 80 anni, 90 anni molto attivi e anche lucidi mentalmente. Quindi il contrasto, no, a una visione legata all'ageism è quella del positive aging, cioè vedere proprio un po' come dicevi tu, no? Adesso ci affacciamo a un'età della vita che prima neanche c'era, cioè adesso si arriva anche a 90 anni potenzialmente, ok? Quindi è come se si fosse aperto un capitolo nuovo in cui noi possiamo decidere come costruirlo, per cui l'invecchiamento non è più visto tanto come dire, l'invito è non vedere l'invecchiamento come una malattia, ma come un'opportunità, come una pagina bianca da poter riscrivere, e soprattutto vedere le persone anziane non come un peso o persone inutili, ma come una risorsa per la società, ok? E questo lo vediamo moltissimo. Intanto esempi di saggezza. Sì,
Esatto, e questa cosa è molto interessante perché sono significati che sono emersi dai questionari dei ragazzi, e questo mi ha stupito, ad esempio, perché quando chiedevo, no, cosa significa per te invecchiare, allora sicuramente c'era una buona parte che riportava questioni più legate al corpo, al cambiamento corporeo, ok? Quindi avere le rughe, il corpo che cambia, avere molti dolori, quindi aspetti più fisici. E ok, ma altrettante persone, quindi quasi la metà, vedeva l'invecchiamento come una crescita, come un cambiamento come persone, no? Per cui, non so, aver fatto molte esperienze, avere più conoscenze, maturare, diventare grande, maturare mentalmente. Quindi c'è una visione, questo mi ha colpito, dei ragazzi, almeno questi che hanno risposto al questionario, sì, di invecchiamento come anche acquisizione, no? Di qualcosa di più, di positivo. E appunto qui ho riportato solo alcuni, ok, potevamo andare avanti all'infinito, di esempi di positive aging, di invecchiamento positivo. Conoscerete, immagino, molte di queste persone, di questi personaggi, Rita Levi Montalcini, no, in alto a sinistra, e Iris Apfel, che è la signora sotto la regina d'Inghilterra. Loro hanno superato i 100 addirittura, e si sono distinte per motivi diversi, ma fino a tarda età hanno veramente portato un contributo grandissimo per la società. Magari parlo di due persone più recenti che forse non conoscete, poi insomma semmai ci dilungheremo dopo. La signora con gli occhiali da sole si chiama Licia Ferz. Lei è una modella e influencer che ha 95 anni, e appunto porta proprio questa immagine nuova, no? Anche proprio a livello corporeo, mentre si tende anche, no, nella nostra cultura a nascondere il corpo che invecchia come se fosse qualcosa di cui vergognarsi, no? E si tende sempre, no, a coprire, a mascherare, a evitare di mostrare l'invecchiamento. Lei a 95 anni posa mostrando anche il suo corpo in una maniera veramente poetica. Mentre in fondo a destra troviamo Vika. Lei meno conosciuta in Italia perché è una DJ polacca. Da poco è uscito un film su di lei dove lei interpreta se stessa e veramente riempie i locali di Varsavia. Veramente è una DJ molto, molto in voga. Ricordiamo, Jack, che visto che è successo in questi giorni la perdita di Ornella Vanoni. Ad esempio, sì. Una mente lucidissima fino alla fine, quindi anche la consapevolezza di dover andare via perché il corpo non regge, non perché la mente non reggesse. Assolutamente sì. Questo anche lo diceva Rita Levi Montalcini, adesso non ricordo la citazione esatta, ma lei diceva: io non sono il corpo, sono la mia mente, e per lei era appunto importante non tanto aggiungere anni alla vita, ma vita agli anni. E questa è una sfida per tutti noi, perché è come dire, un processo che iniziamo a costruire da subito, da che nasciamo, da che abbiamo consapevolezza, okay, del nostro invecchiare, proprio perché l'idea che noi abbiamo dell'invecchiare ci porta poi ad avere un invecchiamento in linea con le nostre idee. Quindi se per noi l'invecchiamento è solo perdita, è facile che avremo un invecchiamento più difficoltoso. A me ha colpito molto quando telefonicamente mi ha detto: noi invecchiamo dal momento in cui nasciamo. Eh sì, poi di fatto è questo, perché uno pensa adesso, ok, sono scottate i 65 anni, mi devo iniziare. No, ma poi vedremo l'età, anche lì l'età cronologica è solo un dato, è solo una costruzione, ok? Invecchiare è molto più complesso e inizia fin da subito, è qualcosa che ci interessa come esseri umani.
Quindi un'altra diciamo scrittrice e giornalista che ha molto fatto per sconfiggere gli stereotipi negativi intorno alle persone anziane è Licia Ravera. C'è il suo libro del 2017 che si chiama Terzo Tempo, e lei parla proprio di age pride, cioè l'orgoglio di invecchiare, l'orgoglio anche di dire sì, ok, ho 70 anni e posso continuare a vivere. Qui ho riportato un esempio, no, di Cher che con molta ironia, presentando il suo fidanzato di 40 anni più giovane, dice: esco con uomini più giovani perché quelli più vecchi sono morti. E anche questo è un dato, perché le donne vivono più a lungo. A che età si diventa vecchi? Ecco, adesso io vi inviterei, no, ad assegnare un'età a queste due persone. Probabilmente non è semplicissimo, probabilmente la persona a sinistra sembra più anziana perché ha dei tratti, no? In primis le rughe, i capelli bianchi, che la rendono più anziana. In realtà non è così. E questo cosa ci dice? Che a destra c'era un monaco tibetano? Sì, sì. E a sinistra è un abitante del Perù. Cosa ci dice questa immagine? Che intanto le età non sono solo cronologiche, cioè l'età cronologica è quella che abbiamo sulla carta d'identità, va bene, ma c'è anche l'età, ad esempio, quella psicologica, quella percepita, per cui ci sono moltissime persone di 40 anni, anche più giovani, che si sentono vecchie, e persone magari di 80-85 anni che non si sentono minimamente vecchie, si sentono molto giovani. Quindi dipende molto da come percepisci il tempo, da come percepisci il passare del tempo su di te. C'è anche l'età, ad esempio, sociale, che diciamo che è quanto gli atteggiamenti o il ruolo sociale che hai sono in linea con quelli dei tuoi coetanei. Oppure le età funzionali, biologiche, per cui una persona a 80 anni può avere un fisico molto prestante, a differenza magari di un cinquantenne che ha diverse difficoltà. Quindi si parla di eterocronia dell'invecchiamento, cioè si invecchia con velocità diverse, sia tra coetanei, per cui se voi prendete 5 ottantenni, sono sicura che sembreranno, come dire, molto diversi tra di loro. C'è molta diversità, mentre tendiamo erroneamente a pensare a categorie, no? Gli anziani, i giovani, come se fossero dei gruppi monolitici tutti uguali. In realtà ci sono tantissime differenze. Quindi tantissime differenze tra persone della stessa età e anche tra persone, cioè all'interno della stessa persona, per cui io potrei avere, faccio un esempio, un corpo perfetto da sessantenne, ma una mente, un livello cognitivo molto deteriorato, e quindi essere più in avanti con gli anni, o comunque più deteriorato, o avere appunto un fisico molto prestante per i vari apparati, ma avere un apparato, non so, gastrointestinale con molte difficoltà, quindi quella parte è più vecchia del resto. La prospettiva che adesso è comunemente utilizzata quando si parla di invecchiamento e che ci aiuta ad avere come dire, a contrastare le vecchie teorie che vedevano l'invecchiamento solo ed esclusivamente come declino, è la teoria lifespan, o del ciclo di vita, per cui l'invecchiamento è visto come un processo, appunto, che inizia dalla nascita fino all'ultimo giorno, in cui ovviamente ci sono dei cambiamenti, perché non stiamo negando i cambiamenti dati dal tempo, ok? Ma la persona, o comunque l'invecchiamento, è multidimensionale, quindi ci sono sempre delle perdite o comunque dei cambiamenti e dei guadagni. La sfida è mantenere un equilibrio tra questi due piatti della bilancia, ok? E adesso vedremo come possiamo mantenere questo equilibrio. Intanto vediamo quali sono i cambiamenti normali nell'invecchiamento, i cambiamenti dati dal tempo. Ho diviso insomma
il discorso in queste 4 macro categorie per semplificarci la discussione. Allora, ci sono sicuramente i cambiamenti fisici, quelli più cognitivi, emotivi e sociali. Andiamo a vederli velocemente. Allora, quelli fisici forse sono i più conosciuti, evidenti, ok? Quindi le rughe, i capelli che iniziano a diventare bianchi, c'è meno forza ed elasticità, i tessuti sono meno elastici, la cute è più fragile, così anche le ossa. Si modificano i 5 sensi, per cui è facile avere problemi di udito, avere problemi di vista, l'utilizzo di protesi inizia ad essere necessario e anche alcuni apparati chiaramente invecchiano perché è normale sostanzialmente. L'alternativa a invecchiare sarebbe finirla qui, quindi come dire, è un conto che dobbiamo mettere in considerazione. Per cui è facile iniziare ad avere problemi di pressione, avere più difficoltà nella regolarità intestinale, nell'apparato urogenitale, per cui un aspetto importante negli anziani è l'idratazione, mantenersi idratati, proprio perché si iniziano ad avere delle difficoltà. Cosa accade invece a livello cognitivo? Che è qualcosa di meno visibile, ma che fa parte un po' anche del senso comune, no? Tutti gli anziani perdono la memoria. Ok, ma come? Allora, intanto, mettiamocela via, c'è un processo naturale di apoptosi. Cosa vuol dire? Morte cellulare. Quindi inevitabilmente le nostre cellule del cervello, che sono i neuroni, così come le altre cellule del nostro corpo, invecchiano e vanno alcune a morire. Ma questo è un processo normale che poi vedremo è comunque compensato, perché noi siamo furbi, diciamo, l'evoluzione ci ha dotato di neuroni in più, quindi anche se c'è questa perdita neuronale, può anche non vedersi, ok, granché. Sicuramente c'è un rallentamento delle funzioni cognitive, cioè si è più lenti, no? Nello svolgere i compiti e ci sono più difficoltà di memoria, per cui tali comunque da non compromettere la vita di tutti i giorni. Però magari se prima, non so, a 20 anni ricordavo tutti i miei appuntamenti senza neanche scrivermeli da nessuna parte, adesso a 70 ho bisogno di utilizzare un calendario, un'agenda, faccio un esempio. E poi c'è meno intelligenza fluida, che è l'intelligenza che mi permette di imparare cose nuove, motivo per cui a volte quando ci sono dei cambiamenti importanti, non so, il cambio dalla lira all'euro, l'utilizzo dello smartphone all'inizio, richiede più tempo a una persona anziana piuttosto che a una persona giovane. Mentre l'intelligenza cristallizzata, che è quella dove praticamente sono contenute le mie conoscenze, quella rimane molto forte, per cui se un giovane, faccio un esempio, giocatore di scacchi, sfida un ottantenne giocatore di scacchi, state pur certi che è facile che vinca l'ottantenne, perché si tratta di intelligenza cristallizzata. I cambiamenti emotivi sono i più interessanti secondo me, perché vanno un po' a contrastare quello che comunemente pensiamo degli anziani. Allora, intanto c'è quella che è definita teoria della selettività socioemotiva di Carstensen e collaboratori, secondo cui gli obiettivi emotivi e sociali che ci diamo dipendono dalla prospettiva temporale che noi ci diamo, per cui quando abbiamo un orizzonte di tempo molto ampio, come ad esempio da giovanissimi, siamo più portati ad acquisire nuove conoscenze, nuove amicizie, ad ampliare, no, la nostra rete. Quando invece la prospettiva temporale si riduce, come ad esempio con la terza quarta età, si tendono a privilegiare le relazioni significative che già ci sono per ridurre gli aspetti negativi sostanzialmente e ottimizzare quelli positivi. Professoressa, diciamo terza età fino a quando e quarta età da A? Sì, ecco, ne parlo, però è una premessa che va fatta esattamente perché, essendo l'invecchiamento così ampio, molti ricercatori hanno avuto, come dire,
sentito la necessità di differenziare, perché capite bene che dai 65, che è l'età che tecnicamente per l'Istat è assegnata all'invecchiamento, che quindi ai 65 anni si diventa anziani per l'Istat, ma questo è un criterio. Però capite bene che dai 65 anni ai 103 della Levi Montalcini c'è un universo, quindi c'è chi parla di terza età fino ai 75-80 anni e quarta età over 80. Allo stesso modo si parla anche di giovani anziani nella prima parte e grandi anziani, gli over 80, 90 anni. Ok, quindi si è cercato anche di trovare dei termini per descrivere comunque una fascia molto... È un po' rispettata anche la suddivisione di Erik Erikson, no? Quindi le 4-5 fasi della vita, quindi. Sì, possiamo dire così. E appunto questi diciamo che sono i cambiamenti che comunque avvengono in maniera graduale nel corso quando parlo di invecchiamento intendo un po' tutta questa grande fetta che però sappiamo essere molto sfaccettata al suo interno. E quindi tornando ai cambiamenti emotivi, negli anziani c'è una maggiore regolazione emotiva e capacità di far fronte agli eventi negativi rispetto ai giovani, ok? Quindi sia data dall'esperienza sia dalla capacità di autoregolarsi. È molto interessante parlare, io lavoro con persone anziane, mi capita spesso di ascoltare racconti legati alla Seconda Guerra Mondiale, racconti assolutamente traumatici e terribili, da parte di anziani che ti riportano anche a un senso di quello che è successo, a una capacità, no? di aver ricostruito una vita che non è che a me stupisce sempre moltissimo. C'è anche più soddisfazione riscontrata e una tendenza, si chiama effetto positività, una tendenza a focalizzarsi sui ricordi positivi. Che è questo anche un aspetto interessante. Quindi generalmente in tarda età si tende a valorizzare la vita e la crescita, a volte c'è anche un maggiore impegno familiare e sociale, pensiamo anche solo al ruolo che hanno i nonni, ad esempio, nella nostra società dove anche qui il welfare dei piccolissimi non è, come dire, sempre fantastico. I nonni sono una componente fondamentale per moltissime famiglie e questo ruolo restituisce a molti di loro un senso di essere utili, oltre ad avere, come dire, una quota di affetto che arriva fortissima. E infatti interessante, un altro dato che è emerso dai questionari è che appunto, a differenza di quello che mi aspettavo, in realtà moltissimi, se non quasi la totalità, no, tranne 3-4 persone di quelli che hanno risposto, frequentano abitualmente, quindi tutti i giorni o comunque tutte le settimane, degli anziani. Questi anziani sono di solito i nonni o comunque parenti stretti e sono per loro relazioni molto significative perché quando parlano delle emozioni che provano quando frequentano le persone anziane sono la quasi totalità positive, per cui mi sento bene, al sicuro, a mio agio, felice, tranquilla e serena, mi piace stare con loro e raccontargli cosa ho fatto, sfogarmi, quindi sono anche un interlocutore, no, per accogliere certe difficoltà. Posso imparare dalla loro esperienza, anche questo è molto interessante. E invece quali sono i cambiamenti sociali? Allora, un grande cambiamento è sicuramente il pensionamento, quindi la fine del lavoro. Scusate, ma... Una caramellina? Bevo. Sì. Comunque volevo dire che prima ho detto un'inesattezza, sono 8 le fasi per Erik Erikson, giusto per
Sì, no, ho detto Sì, 6, in realtà Erickson sono 8. è proprio uno degli esponenti della teoria lifespan, ad esempio. E secondo Erickson, sì, in ogni fase c'è una sfida Un da, conflitto da superare. da superare, esatto. E per gli anziani la sfida è l'integrità dell'io contro la disintegrazione, diciamo. Alla Quindi ricerca dell'identità, quindi. sì, è una fase di vita in cui un po' si fa un bilancio anche e si deve trovare una nuova motivazione, un nuovo significato ehm, di vita. E questa è poi una delle grandi sfide, no? Proprio dell'invecchiamento, e mi viene da dire di tutte le volte in cui ci affacciamo in una nuova fase di vita, perché anche diventare grandi, diventare adulti o diventare adolescenti, no? In cui si iniziano ad avere responsabilità, cambiano moltissime dinamiche, relazioni, è sempre un momento di revisione, no? Le do la possibilità di bere un altro sorso d'acqua, intanto volevo salutare anche i ragazzi della terza C dell'Istituto da Ponte, ecco, che si sono uniti a noi nell'aula magna. Grazie ragazzi per essere con noi. Argomenti che sembrano distanti, ma che è importante conoscere per capire anche come si evolve la vita, il pensiero, il corpo, come cambiamo e come ci evolviamo. Sì, e quindi tra i cambiamenti sociali, oltre al pensionamento, che può essere gradito per molti, ma attenzione perché non è sempre così, perché per molti è un momento di lutto importante, perché si va a perdere un ruolo sociale, si vanno a perdere molte relazioni. Poi, insomma, in alcuni contesti, come anche il Veneto, no, in cui il lavoro spesso è identitario, per la persona perdere il lavoro è proprio una perdita identitaria importante. E un altro aspetto importante dei cambiamenti sociali è sicuramente il poter diventare nonni, l'abbiamo visto prima, è qualcosa che solo invecchiando abbiamo il privilegio di fare, un'esperienza molto, molto arricchente, e anche si può fare esperienze più dolorose, ad esempio penso alla vedovanza, che ci obbliga chiaramente anche qui a una revisione delle cose che davamo per scontato, ai punti di riferimento che avevamo, proprio perché magari andiamo a perdere una persona con cui abbiamo convissuto 40, 50, 60 anni, ok? E quindi non mancano i lutti sia reali delle perdite che abbiamo delle persone, penso anche chiaramente invecchiando ci esponiamo di più al rischio di di perdere i nostri amici, di perdere i nostri coetanei. Questo chiaramente è molto doloroso. Lo vediamo anche in maniera un po' indiretta quando ad esempio muore un personaggio famoso che era rappresentativo della nostra generazione, cioè sentiamo comunque un vuoto importante. E poi i lutti simbolici, cioè tutte le perdite, penso, vabbè, la perdita del lavoro, ma anche la perdita di alcune funzionalità, no? Non so, non sentirci più all'inizio porterà a un momento di lutto importante. È invalidante, certo. Quindi Prego, professoressa, beva un sorso d'acqua. L'aria secca degli studi è inevitabile che faccia venire un attacco di tosse. ecco, quindi Stone balance. esatto, equilibrio, cioè di fronte a tutti questi cambiamenti normali, come ci possiamo muovere? Perché no, il suggerimento che danno sempre Baltes e collaboratori è questa teoria della selezione, ottimizzazione e compensazione. Quindi invecchiando, di fronte ai grandi cambiamenti, saremo portati a selezionare ciò che per noi è più importante, focalizzarci su quello,
ottimizzare le cose che funzionano e compensare quello che non va più. Come aiutare questo equilibrio sempre in movimento? Allora, sicuramente, l'abbiamo detto un po' prima, il nostro cervello è già in parte attrezzato, cioè sì, perdiamo dei neuroni, ma abbiamo una riserva cerebrale, abbiamo molti più neuroni di quelli che ci servono e quindi abbiamo modo di compensare le perdite, come se avessimo delle ruote di scorta. Poi il nostro cervello è plastico, quindi anche quando c'è un danno si rimodella, crea nuove reti neuronali in modo da compensare eventuali cambiamenti o eventuali danni. E questo è tanto più possibile quanto maggiore è la nostra riserva cognitiva. E la nostra riserva cognitiva è qualcosa su cui abbiamo potere, cioè mentre la riserva cerebrale, il numero di neuroni non sta a noi, la riserva cognitiva la possiamo arricchire tutte le volte che, già da quando appunto abbiamo cognizioni di noi stessi, facciamo attività stimolanti. Che cosa vuol dire? Studiare, leggere, fare sport, fare dei giochi, uscire con gli amici, viaggiare, sono tutte attività che vanno a crearmi quel tesoretto che a 80 anni mi sarà molto utile. E poi ultimi studi hanno anche dimostrato che c'è una nascita di nuovi neuroni, neurogenesi, anche in età adulta. Quindi, come dire, non disperiamo. E poi molti suggerimenti ci vengono dati dalle ricerche e dagli studi empirici. Non so se avete mai sentito di Blue Zone, delle zone blu, c'è anche un documentario molto interessante su Netflix per chi vuole approfondire. Si è fatta un'indagine, nel mondo e hanno individuato questi 5 luoghi, veramente distribuiti in tutto il mondo, in cui c'è una maggiore concentrazione di anziani, molto anziani, parliamo di centenari, in salute, che poi è la grande sfida, perché va bene arrivare a 90 anni, ma come ci arrivo? E uno di questi punti è la Sardegna, in particolare la provincia di Nuoro. E sono andati a esplorare, no? Che cosa avevano in comune questi posti. Ecco, allora in tutti questi posti c'era basso se non nullo tabagismo, un'attività fisica, queste persone svolgevano attività fisica moderata, quindi anche blanda però costante, una dieta sana, quindi con pochissima carne, molti legumi, e un aspetto molto interessante che poi vedremo erano comunità in cui l'anziano aveva un ruolo sociale importante e un forte senso di appartenenza alla famiglia, alla comunità. Quindi sono stati fatti degli studi, più scientifici, che hanno dimostrato quanto la riserva cognitiva che abbiamo visto prima e lo stile di vita possano non solo portarci un invecchiamento positivo e sano, ma anche contrastare l'eventuale declino cognitivo. Qua abbiamo 2 studi molto interessanti, però magari mi concentro solo su uno, non so come. Con i tempi ci siamo. Con i tempi ci siamo. Allora ve li racconto tutti e 2 perché sono molto interessanti. Allora, il primo è lo studio sulle suore. Era uno studio longitudinale, quindi le seguì nel tempo e per vari anni faceva loro dei test clinici per vedere come stavano fisicamente e a livello cognitivo. In più analizzava i loro diari per andare a studiare il loro stile di vita, le loro credenze, le loro attitudini. Bene, hanno visto che una maggiore scolarizzazione, emozioni positive e capacità linguistiche maggiori fossero elementi che proteggevano dal declino cognitivo. La cosa interessante però di tutto questo, perché fin qua diciamo vabbè ce lo possiamo aspettare, però queste suore che erano molto generose hanno donato anche i loro cervelli alla scienza, quindi hanno potuto analizzare i tessuti cerebrali delle suore che poi sono morte e hanno visto che in alcune di loro c'erano dei danni cerebrali.
ok, che simili a quando c'è un declino cognitivo, una demenza. Tuttavia, quando erano in vita non c'erano manifestazioni di questo declino dai test che loro facevano. Cosa vuol dire? Che anche quando a livello cerebrale c'è un deficit, un piccolo deficit o comunque un deterioramento, questo comunque può essere compensato nel momento in cui appunto c'è una routine scandita, un'alta scolarizzazione e queste cose che ho detto prima, può essere compensato, per cui non si manifesta. Cioè io posso morire senza manifestare sintomi, ok, di questo declino cognitivo. E questo fu molto interessante, però diciamo che questo studio ha anche dei limiti, perché chiaramente è un gruppo particolare, Ristretto. sì, poi non c'è un gruppo di controllo, quindi sono stati fatti alcuni studi, uno recente che è questo della prof Kivi Pelto. Lei è una finlandese che si è interessata, una geriatra finlandese che si è interessata di invecchiamento da sempre, perché ha seguito la nonna con demenza. Lei fa uno studio longitudinale, quindi sempre nel tempo ma randomizzato, quindi prende due gruppi a caso di persone, a uno fa seguire un training nel tempo, training in cui c'era la possibilità di seguire attività fisica, attività cognitiva stimolante, attività socializzanti, e c'era un controllo, una sana alimentazione e un controllo degli aspetti cardiovascolari. E l'altro gruppo in cui questo training non c'era. Cosa hanno scoperto? Che chi aveva seguito il training nel tempo sviluppava meno declino cognitivo e anzi era molto più veloce nel fare, insomma, i compiti, aveva più memoria, e quindi tutti quegli elementi erano fortemente protettivi. Five Finger Study si chiama lo studio, perché sono i 5 elementi che stanno sulla punta delle dita che ho descritto prima. E anche qui l'aspetto interessante del lavoro era che anche le persone che avevano una mutazione genetica, si chiama ApoE4, che è correlata all'Alzheimer, anche queste persone che quindi geneticamente erano più a rischio o comunque più sfortunate, se avevano seguito il training negli anni, avevano meno probabilità di avere un declino cognitivo delle persone sane senza problema genetico. Quindi questo elemento è interessantissimo, perché ci dimostra come lo stile di vita e comunque quello che noi facciamo ha un impatto fortissimo anche nella manifestazione dei nostri geni. Ok, magari non siamo nati con un set fantastico, ma abbiamo potere di cambiare traiettoria o comunque indirizzarla dove meglio vogliamo, no? Un ultimo punto che è importantissimo per contrastare i cambiamenti dati dall'invecchiamento è il contrasto alla solitudine. Allora, intanto capiamoci su il termine. Per solitudine, diciamo, si intende quel sentimento soggettivo negativo in cui le relazioni che vorrei avere con gli altri non corrispondono a quelle reali che ho. Quindi è un sentimento negativo che non ha tanto a che fare con quante persone frequento, ok? Perché posso anche vivere in un gruppo molto grande di persone ma sentirmi solo, perché non mi sento compreso, mi sento isolato, o allo stesso tempo no, la beata solitudo, posso essere un eremita che scelgo di vivere da solo, ma questo non è un problema per me. Quindi la solitudine è quando non sento di avere relazioni significative, ok, intorno a me. Questo sentimento è devastante sia dal punto di vista dell'umore, ok, c'è più rischio di depressione, c'è più rischio di avere una demenza e si aumenta il rischio di morte anticipata tanto quanto un tabagista
di quelli insomma spinti, accaniti, o di chi ha una obesità molto grave. Ok, quindi sentirsi solo equivale a fumare 10 pacchetti di sigarette al giorno, ok? E questa è una sfida globale, perché si è visto che impatto ha sulla salute la solitudine. Addirittura in Inghilterra è stato istituito un ministero di contrasto alla solitudine, proprio perché si sono resi conto che era un problema importante, che lavorare su quello permetteva di proteggere molto le persone. Quindi qui abbiamo uno studio longitudinale in cui partecipò Kennedy, in cui appunto la domanda era: cosa serve per vivere a lungo e vivere bene? Ecco, gli elementi che risultavano più importanti erano l'amore e l'amicizia, cioè le relazioni significative. E questa è la ricetta. Questa è la ricetta, e questa ricetta, gli ingredienti di questa ricetta noi li costruiamo da subito. Ok, certo nei primi anni di vita non tutto dipende da noi, perché sono un po', no, i nostri genitori o comunque i nostri punti di riferimento che scelgono per noi, ma ad una certa età abbiamo noi il potere di decidere. Quindi tutte le volte in cui vi dicono no, non uscire con gli amici, ricordate questo studio. Ecco, quindi un po' per concludere e riprendendo quello che dicevamo prima, ogni fase della vita, no, ci pone di fronte a una crisi, a una revisione dei nostri significati, delle cose che davamo per scontato. E a me piace leggere la crisi con l'ideogramma cinese che compone il termine da due parti, no? È composto da due parti. In cinese il pericolo, la crisi è sia pericolo, quindi qualcosa di negativo, qualcosa di sì, che mi mette in difficoltà, ma è anche un'opportunità. Quindi come dire, l'invito e la sfida che ogni volta che facciamo una nuova fase della vita ci troviamo di fronte è proprio quella di avere, come dire, uno sguardo bifocale in cui vediamo sì i cambiamenti, magari anche le perdite, le cose che non ci piacciono, ma mantenere anche una visione positiva del dirci sì, ok, ma cos'altro posso fare? Cos'altro ho? Quali altre acquisizioni ho? Come fosse una figura ambigua, ok? In cui ci sono sia gli aspetti più problematici, ma anche quelli più di valore, o comunque che mi portano luce, musica, no? Non so se riuscite a vedere i 5 personaggi di questa immagine. La sfida è un po' questa. E per insomma concludere e anche rendere omaggio ai ragazzi e alle ragazze che hanno risposto al questionario, mi piacerebbe lasciarvi con alcune loro citazioni, perché l'ultima domanda del questionario era: quale messaggio vorresti lasciare a te stesso, a te stessa, quando sarai vecchio? Quindi i messaggi che hanno mandato condensano sia cose che per adesso per loro sono molto importanti, e penso siano anche uno stimolo per le persone anziane di adesso. Ne cito alcuni. Spero di ricordarmi di tutte le cose che ho fatto durante la mia vita. Vivi la vita al meglio e passa tanto tempo con le persone che ami. Ricordati i momenti passati e ricordati di viaggiare. Cerca di capire i giovani, le loro abitudini e passioni. L'anima non invecchia mai. Ricorda, se avrai dei nipoti, di essere paziente con loro, di ascoltarli e consolarli nei momenti di bisogno, perché i nonni sono la guida di ogni ragazzo e ogni ragazza, sono un punto di riferimento. E poi finisco con un ragazzo che, come dire, ci incoraggia a invecchiare e dice: ormai da tanti anni che ci gira attorno, ma è arrivato quel momento di diventare grande. Che bello, bellissima. Professoressa, lei ci ha fatto veramente vivere il viaggio della vita
abbiamo vissuto il cambiamento del corpo, della mente, abbiamo capito quanto sia importante investire su noi stessi, abbiamo appreso quanto le relazioni, il contesto sociale influenzino il nostro stato di benessere generale e fino a contrastare l'invecchiamento che potrebbe anche essere biologico o genetico, quindi quella che abbiamo definito nei giorni trascorsi l'epigenetica che ci viene incontro. E quindi noi possiamo veramente dare una rotta nuova alla nostra vita, è come dire ci siamo e il corpo va anche dove vogliamo che vada. E allora mi chiedo, laddove la demenza sta prendendo invece piede, è importante che i giovani riportino magari anche gli anziani ad entusiasmarsi a qualcosa? Possiamo fare in modo che le generazioni si aiutino a vicenda? Beh, sicuramente parlare di intergenerazionalità è fondamentale nella nostra comunità, in cui si tende purtroppo a creare dei compartimenti stagni. In realtà anche i questionari dei ragazzi ci hanno dimostrato quanto in realtà la vicinanza con altre generazioni sia fonte di arricchimento, perché di fatto si imparano tantissime cose e la cosa è reciproca, ovviamente. Esatto. Perché in altre ricerche in cui ho intervistato persone anziane, parlo di grandi anziani, intanto non si sentivano anziani, loro stessi dicevano non c'è un'età in cui si diventa vecchi quando si smette di essere curiosi, si smette di voler imparare delle cose. E tra le relazioni significative che portavano c'erano spessissimo quelle con i nipoti, quindi assolutamente sì, sarebbe una cosa da stimolare e da incentivare. Quando poi c'è un declino cognitivo, e qua parliamo di tutto un altro discorso, perché l'invecchiamento cosiddetto patologico, quando quindi c'è una malattia, a maggior ragione servirebbe un intervento non solo dei giovani ma proprio di tutta la comunità. Adesso si parla tanto di comunità amiche delle persone con demenza, cioè sensibilizzare la comunità per supportare queste persone e soprattutto le famiglie in cui c'è una demenza, proprio perché per evitare che sia una questione privata che rimanga, come purtroppo accade spesso, solo confinata a quel nucleo familiare. E mi dica se sbaglio, proprio in questi casi in cui si percepisce una forma di demenza bisogna stimolare ancora di più, non dire lo faccio io per te, ma il contrario, no? Quindi invogliare i nostri anziani ad attivarsi, che potrebbe essere dal cruciverba al gioco a carte, a preparare una ricetta, quindi riattivare quella memoria perché è utile. Ecco, farli sentire utili e quindi in questo modo potrebbero impegnarsi un po' di più piuttosto che lasciarsi andare e abbandonarsi a se stessi e quindi far prendere piede alla demenza che fa dimenticare le cose, ma dalle chiavi a prendere la strada contromano e quindi non lo so. Per esempio, se è necessario, ovviamente quando è necessario non si fanno più guidare gli anziani, però sono certi passaggi che comportano un declino irreversibile. Se noi invece li stimoliamo, dottoressa, mi dica se sbaglio, professoressa. Sì, assolutamente. Allora, la stimolazione è fondamentale prima di una diagnosi, ovviamente come forma preventiva, e l'abbiamo visto questa mattina. Quando c'è una diagnosi assolutamente è necessaria per rallentare il declino. La demenza è una malattia neurodegenerativa, quindi la progressione c'è e ci sarà, però la velocità di questa progressione la possiamo modulare proprio se creiamo un ambiente protesico, che vuol dire quindi non solo attività stimolanti e significative per la persona, ma anche un contesto supportivo dal punto di vista relazionale, quindi sicuramente qualcuno che con cui mi posso interfacciare, che sappia comunicare con me, che non si sostituisca sempre solo a me, ma mi aiuti, no? anche a
vivere questo grandissimo cambiamento che è quello che può essere portato da una diagnosi di demenza, diciamo. Uno screening preventivo, a che età e come si fa, professoressa? Diciamo che a questo punto entriamo più nel dettaglio anche per fare prevenzione, già che entriamo nelle case di tanti italiani. Sì, allora diciamo che a livello sanitario, parlo poi del Veneto che è quello che conosco, la realtà che conosco meglio, non c'è uno screening diciamo stabilito. Ci sono molte associazioni però, ad esempio adesso sto partecipando a un progetto in cui nelle farmacie faremo degli screening dai 55 anni in su, dei test, ok, molto generali per vedere il funzionamento globale di alcune funzioni macro, quindi memoria, attenzione, linguaggio e così. Sicuramente, e questo è quello che accade, ok, che può offrire il territorio. Si va dal dottore quando si percepiscono dei cambiamenti, o noi, o spesso accade siano i nostri familiari che si accorgono di alcuni cambiamenti importanti. Quindi non è semplicemente cioè non ricordarmi dove ho messo gli occhiali, ok, ma quando non so più a cosa servono gli occhiali, oppure non riesco più a fare cose che prima facevo molto semplicemente, come ad esempio organizzare e preparare un pranzo, che sembra una cosa banale ma richiede tantissima elaborazione e quando inizia un declino cognitivo anche questi aspetti possono diventare problematici. Sì, dottoressa, professoressa, è vero che i primi segnali a volte sono talmente tanto trascurati che sembrano trascurabili, invece trascurabili non sono. Potrebbe essere appunto non trovare le chiavi, però se non le troviamo una volta va bene, ma se ripetutamente non troviamo le chiavi, no? Di casa o della macchina, oppure se apriamo il frigorifero non ci ricordiamo perché abbiamo aperto il frigorifero, entriamo in una stanza, cosa dobbiamo fare? Perché sì, quello succede a tutte le età. Però diciamo diamo la giustifica, lo stress, la stanchezza, ma quando diventano come dire, atteggiamenti frequenti, dobbiamo iniziare a porci una domanda? Allora, quando la frequenza è molta e soprattutto è compromessa la nostra, come dire, come conduciamo la nostra vita abituale, ok? Oppure ci sono dei cambiamenti di personalità, comportamenti strani che non ho mai avuto prima, lì assolutamente è importante rivolgersi al medico di base, il quale farà un brevissimo test di screening, prescriverà una visita specialistica e lì si andrà ad approfondire. Ci sono i CDCD, che sono i centri del decadimento cognitivo e delle demenze, che sono dei centri su tutto il territorio nazionale in cui si fanno delle diagnosi differenziali per discriminare se effettivamente si tratta di una demenza, perché molti sintomi della demenza possono essere simili a quelli di una depressione forte, ok? Quindi a volte è necessaria una diagnosi approfondita per discriminare che tipo di disturbo c'è, e anche hanno la possibilità di individuare eventualmente se si tratta di un declino cognitivo iniziale o lieve, o se si tratta di una vera e propria demenza, e lì poi trovare l'eziologia, se è Alzheimer o se è altro. L'Alzheimer è sicuramente la più diffusa perché sono il 60-70% dei casi. Allora lì la diagnosi tempestiva e precoce è la chiave, perché mi permette intanto di attivarmi per avere un trattamento adeguato, e anche fatta in anticipo è più facile che la persona, non è detto però che la persona abbia consapevolezza e possa anche esprimere le proprie preferenze e partecipare in maniera attiva al processo di trattamento. Quindi sicuramente è importante, quando i segnali sono diciamo evidenti per come li descrivevo, rivolgersi a uno specialista. Chiaramente è anche importante dire che
la demenza non è l'invecchiamento, quindi c'è un po' l'idea diffusa che siamo tutti destinati ad avere una demenza. Non è così, e quando abbiamo difficoltà di memoria chiediamoci come prima cosa che tipo di vita stiamo conducendo in quel periodo, perché le nostre funzioni cognitive sono estremamente influenzate dal nostro stato dell'umore, per cui se sono molto triste, se sono molto ansioso, sarò più anche confuso, ok? E quindi andare anche a lavorare su quello, ok? Non pensare subito, però sicuramente quando le difficoltà sono ripetute e soprattutto strane rispetto al solito, proprio compromettono la mia normale vita quotidiana, ad esempio non so tornare a casa, dal centro città non so più tornare a casa, ecco, quello è un campanello d'allarme. E quello che la prospettiva dei familiari e di chi mi conosce molto bene è fondamentale, perché le demenze hanno un esordio subdolo, si dice, cioè iniziano molto lievemente, a volte solo chi ci conosce bene si accorge di certi cambiamenti, e quindi sì. Va bene, noi vogliamo approfittare della sua presenza e quindi giacché diamo anche qualche altro suggerimento del tipo quali sono, se ci sono degli alimenti che aiutano la nostra memoria, che ci aiutano a, come dire, ad avere delle performance cognitive anche migliori. Abbiamo detto bisogna comunque idratarsi tanto, no? In generale, e quindi questo vale a qualunque età. Non lo so, c'è Sì, allora, premessa, non sono una nutrizionista, lo so, né un però medico, diciamo che però posso dire quello che si è visto dalle ricerche, che almeno sì, esatto. abbiamo visto e che conosco. Allora, intanto l'invito che do è di essere sempre un po' critici e scettici quando ci viene proposta la pillola che risolve tutto, no? C'era un periodo in cui giravano gli articoli: mangia la curcuma e non avrai mai problemi cognitivi. Allora, non è proprio così semplice. Quello che si è visto è che un'alimentazione sana e varia è sicuramente protettiva, che significa variare gli alimenti, che siano il più naturale possibile, meno processati, molta frutta e verdura, perché riducono l'infiammazione, quindi quelle sono importantissime, e ridurre alcol, se non eliminare alcol, cibi grassi e sostanze tossiche in generale. Quindi questa è un po' la strada. Poi nelle Blue Zone vedevamo nello specifico che ad esempio consumavano molti legumi e molta poca carne. Anche la carne si è vista essere pro-infiammatoria, quindi soprattutto la carne rossa. Insomma, queste sono evidenze scientifiche che tutti vale noi la pena conosciamo, sottolineare, vale che la pena sottolineiamo. sottolineare. Poi non è sempre così facile, come dire, attuare certe abitudini. Questo è un altro discorso sicuramente. Noi la ringraziamo, professoressa, è stata come dire, veramente così esaustiva, ha toccato i vari tasselli per ridipingere, ridisegnare questo quadro dell'età, dalla giovinezza fino all'anzianità, e lo ha fatto con molta delicatezza. Noi la ringraziamo per questo, ci ha guidati in questo viaggio, aiutandoci a riscoprire la bellezza di ogni età, e possiamo anche dire che, lo diceva anche Pascoli, no? Rimane sempre in noi il fanciullino, qualunque sia l'età. Ringraziamo, facciamo un applauso alla professoressa Grazie mille. Eleonora Belloni. È stato un viaggio davvero bello per concludere il primo incontro della quinta giornata di Educhiamoci. Ringraziamo ancora una volta gli studenti della terza C dell'Istituto Da Ponte e gli studenti della terza F del Liceo Artistico Munari di Vittorio Veneto. Dall'aula magna della scuola secondaria di primo grado Lorenzo Da Ponte per questa mattina è tutto, ma poi ci ritroveremo nel pomeriggio per la formazione, sempre sul tema generazioni, con la professoressa Francesca Comunello, e poi questa sera alle 20:30 Alessio Mariani in arte Murubutu Talk. Quindi, che dire, ci ritroviamo, vi aspettiamo, non mancate.
Arrivederci.